to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti che, come avete visto anche sicuramente nei telegiornali, scusate, e nei notiziari italiani, scusate di nuovo, hanno festeggiato i 250 anni con una festa molto grandiosa. Non solo, ci sono state anche delle problematiche derivate dal caldo che hanno costretto alcune zone di Washington a essere poi evacuate. Parliamo comunque però di una festa che ha portato un importante discorso di Donald Trump, che è tornato più agguerrito che mai durante questi incontri, queste manifestazioni politiche. È sembrato un comizio elettorale pronto per le elezioni di medio termine che saranno fondamentali per il suo secondo mandato e non solo, anche perché negli Stati Uniti vi è un forte aumento di quelli che sono i politici definiti come allievi di Mabdani, che Donald Trump aveva definito a suo tempo come comunisti e non come social e democratici, e quindi persone assolutamente da osteggiare e da distanziare dalla scena politica. Infatti un Donald Trump che anche la scorsa settimana, ricorderete, ne avevamo parlato, stava identificando il comunismo come un pericolo negli Stati Uniti ancora presente, e lo ha fatto anche durante il discorso, parlando innanzitutto di Stati Uniti e di come siano il più grande stato al mondo. L'altra grande, ovviamente importante frase è che non vi è nessun sogno più grande del sogno americano e anche dell'esperimento di democrazia per quanto riguarda gli Stati Uniti. Stati Uniti che sono nati con la guerra di indipendenza, ha detto Donald Trump, che è stata però portata avanti da minatori, da contadini, da fabbri, da mercanti, insomma tutto ciò, tutte persone che in realtà avrebbero avuto interesse a rimanere anche nella sfera politica ed economica dell'impero britannico, e invece si sono schierati contro la più forte armata, parole di Donald, in quel momento al mondo, proprio per liberarsi dalla prigionia e diventare finalmente una nazione. Non vi è poi, secondo The Donald, assolutamente qualcosa che gli americani non potranno realizzare, non ci sarà neanche un posto dove non possono andare, che non possono neanche raggiungere. Questo ovviamente parla di un discorso anche ideale, parlando anche tra l'altro ricordiamo questi personaggi molto negativi per la politica di Donald, ovvero i Mabdani della situazione. Ecco, il presidente ha dichiarato che il comunismo non riuscirà a vincere negli Stati Uniti e che è un nemico assolutamente da distruggere, da attaccare in tutti i modi. Parliamo anche, tra l'altro, di un presidente che ha avuto anche delle vicissitudini sì con Netanyahu, ma il presidente israeliano, ma lo stesso Netanyahu ha dichiarato che in realtà
i rapporti con il presidente Donald Trump rimangono buonissimi, soprattutto anche perché si è in vista di nuove discussioni, di nuove imposizioni allo Stato islamico dell'Iran, e quindi entrambi gli stati si mostrano vicini, si mostrano forti insieme e si mostrano pronti per respingere uno Stato islamico veramente aggressivo. Ricordiamo che più volte ha finanziato anche gruppi terroristici che erano personalmente contro il presidente Donald, hanno finanziato hacker che hanno hackerato, che hanno violato la sicurezza dello staff proprio dello stesso presidente durante la campagna elettorale 2024. Parliamo anche, tra l'altro, di problematiche riguardo il caldo, ma non solo per quanto riguarda i festeggiamenti dei 250 anni. Infatti i bellissimi fuochi d'artificio dedicati proprio agli Stati Uniti hanno provocato a New York un incendio proprio sul Brooklyn Bridge, purtroppo, che ha causato anche ovviamente delle problematiche per quanto riguarda la sicurezza dei newyorkesi. Parliamo anche, tra l'altro, di di collaboratori di Donald Trump, il repubblicano dello Stato di New York, Mike Lower, che ha dichiarato che secondo lui gli elettori americani rigetteranno le politiche dei socialisti, le politiche basate sull'invidia in queste elezioni di medio termine. Quindi sembrano sempre più agguerriti gli americani conservatori proprio su questo fronte, proprio in questa lotta a questo ritorno di questa politica di estrema sinistra, dopo aver passato anni a seguire Biden, a seguire Kamala Harris, che rappresentavano l'altra faccia, semplicemente l'altra faccia della medaglia, però a tema democratico. Parliamo quindi anche di una situazione per le elezioni di medio termine che non è ancora chiara per quanto riguarda come saranno effettuate proprio le stesse elezioni. Perché? Perché attenzione, una corte federale ha bloccato in questo momento l'ordine di Donald Trump per quanto riguarda il voto via posta, e quindi tornerà il voto via posta proprio per queste elezioni di medio termine per ora, perché come sappiamo, come abbiamo visto più volte, la situazione negli Stati Uniti può cambiare da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, e quindi per ora sembra che sia una situazione a favore di questo voto postale che tante controversie ha scaturito anche nei confronti, anche nei democratici, quando Donald Trump tra l'altro ha vinto le elezioni. Parliamo tra l'altro di elezioni, ad esempio quelle del 2020, famose proprio per queste vicende del voto postale, con un Donald Trump alla carica contro un Biden appoggiato dal partito democratico. Ecco, il presidente Donald ha chiesto al capo dei servizi segreti proprio di rilasciare i documenti anche per quanto riguarda le elezioni del 2020 al pubblico. Quindi parliamo di una volontà del presidente anche di mettere nero su bianco anche per il resto delle persone comuni, capire quanto ci fosse del vero in certe accuse dei suoi sostenitori e quanto ci fosse forse una narrazione sbagliata. Ma ritornando, sempre parlando di elezioni, ma stavolta spostandoci di nuovo al 2024, ricorderete il discorso di Donald Trump e il tentativo di omicidio che subì durante quel discorso prima delle elezioni. Parliamo di servizi segreti che anche al tempo
si capiva che non erano in condizioni di difendere un presidente degli Stati Uniti anche per incapacità sotto gli occhi di tutti. Ecco, le problematiche che sono emerse nelle varie investigazioni che finalmente stanno svolgendo al termine. Parliamo di tante problematiche che i servizi segreti, tante comunicazioni dei servizi segreti, addirittura 102 chiamate radio che sono state ignorate durante la giornata del 13 luglio del 2024. Parliamo tra l'altro di proprio chiamate riguardo l'attentatore di Donald Trump nella cittadina di Butler in Pennsylvania. Quindi parliamo proprio di personaggi, di chiamate proprio nel merito dell'attentato. Assurdo se ci pensiamo, ma come abbiamo visto, ci sono tante problematiche per i servizi segreti, anche, ricorderete, per il più recente attentato alla vita di Donald Trump, all'hotel in cui aveva incontrato i media americani. Parliamo tra l'altro, sempre per quanto riguarda problematiche sulla sicurezza, anche se qui si parla di un gesto in realtà simbolico, ovvero un uomo proveniente dal Tibet ha deciso di porre fine alla propria vita davanti alla sede delle Nazioni Unite, dandosi purtroppo fuoco. Parliamo tra l'altro di un attivista che è stato anche identificato ed è successo lo scorso giovedì. Parliamo quindi di una notizia molto triste, anche perché si parla di un esule del Tibet che probabilmente non ha visto altra possibilità per manifestare contro il governo cinese, un governo cinese che ovviamente non viene considerato autoritario nei confronti dei propri paesi, nei confronti delle nazioni che ha occupato, nei confronti dei territori che ha occupato, una Cina che ricordiamo in questo momento purtroppo ha ancora dei campi di concentramento proprio ai danni della minoranza musulmana in Cina. Ecco, questo per ricordare sempre quale tra le due, in questo momento, civiltà, chiamiamole stili di vita, visioni del mondo, ecco, quale tra le due vieta veramente all'altro di poter vivere liberamente. Parliamo tra l'altro di una Corte Suprema, tornando sempre alla politica nazionale, che sta finendo il proprio mandato. Aveva una maggioranza di conservatori 6 contro 3, ci sono state tante battaglie che però hanno voluto assolutamente vietare a Donald Trump, come le leggi per quanto riguarda lo Ius Soli, che Donald Trump vuole togliere, anche altre problematiche, tra l'altro un discorso che non è finito e che vedremo che in futuro probabilmente altri politici metteranno mano proprio a questa problematica molto importante per quanto riguarda lo Ius Soli, perché purtroppo anche con i mondiali tanti stranieri hanno visitato gli Stati Uniti per ottenere lo Ius Soli, quindi mettendo a luce la propria prole sul suolo americano, e sperare quindi di ottenere la cittadinanza in tempi brevi, perlomeno per il proprio figlio. Ecco, parliamo anche di una Corte Suprema che con il nuovo mandato e quindi con nuovi componenti, attenzione, dovrà confrontarsi con tante nuove vicissitudini. Parliamo di una Corte Suprema che dovrà assolutamente dire la propria per quanto riguarda il diritto proprio alle armi, quanto
È importante il secondo emendamento degli Stati Uniti, ma anche i diritti per quanto riguarda le persone LGBTQ+, capire come posizionarli all'interno della popolazione americana e attenzione anche per quanto riguarda i diritti al voto. Parliamo di una Corte Suprema che vedrà tutte queste vicissitudini cominciare dall'ottobre del 2026, perché da ottobre comincerà un nuovo mandato importantissimo, tra l'altro vicino alle elezioni del medio termine, quindi insieme vedremo quali saranno i futuri aggiornamenti legali degli Stati Uniti. Ecco, come un'ultima chiosa con quello che avete visto sicuramente, l'immagine che ha pubblicato sui propri social il presidente Donald Trump ai danni della nostra premier Giorgia Meloni, parlando di un ordine restrittivo, e fa il paio questa foto che ha pubblicato le sue dichiarazioni riguarda la NATO. Perché? Perché il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che in questo momento, proprio prima di un summit con la NATO, che in questo momento il patto è solo favorevole per gli europei. Gli americani sono sentiti, secondo il presidente degli Stati Uniti, traditi da europei che non sono intervenuti per quanto riguarda il conflitto con l'Iran. E con quest'ultima notizia vi saluto, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti.